Io ovviamente rispetto le posizioni e le valutazioni anche dei diversi rappresentanti istituzionali ed esponenti politici. Per quanto riguarda il sindaco di Padova, non posso che riproporre l'invito a volerci anche incontrare. Rilancio con un invito agli attacchi del sindaco Massimo Bitonci, che aveva accolto con poco entusiasmo l'annuncio del prefetto dell'arrivo di altri 913 profughi in regione, di cui 200 solo a Padova. La nuova ondata vanifica gli sforzi che stiamo facendo per mettere in sicurezza la città, l'accusa di Bitonci. Il prefetto di Venezia si appoggia alla politica utilizzata. Noi abbiamo concordemente utilizzato lo strumento delle convenzioni e soprattutto la politica dei piccoli insediamenti, che è quello che ci ha salvaguardato fino adesso dal rischio di negative ripercussioni sul territorio. Il tutto per gestire un fenomeno particolarmente complesso e i numeri parlano chiaro. Noi al momento abbiamo poco più di 1700 profughi stabili, però dall'inizio dell'anno a oggi sono transitati sul territorio della regione oltre 6.000 profughi. E mentre il prefetto lancia un appello ai sindaci affinché richiamino l'attenzione sulla questione, anche il presidente Zaia non nasconde le sue perplessità. È scandaloso che si tratti il Veneto come la periferia dell'impero, come il luogo nel quale mandare e inviare gli immigrati. Penso che già vedendo la tabella, quest'ultima tabella, si capisce il trattamento di riguardo che ha avuto il Veneto. In alcuni casi a 5-6 volte di più degli immigrati di altre regioni.